EMPA promuove la cosiddetta adozione consapevole. È l'appello di Romano Giovannoni del Consiglio Nazionale EMPA, in un'estate che come ogni anno vede crescere il rischio di abbandoni di cani e gatti. A livello nazionale i numeri restano purtroppo molto costanti. E poi ci sono alcune regioni virtuose, tra cui il Veneto. I numeri degli abbandoni per quanto riguarda i cani annualmente diminuiscono. Purtroppo aumentano altri numeri che sono dovuti alle rinunce di proprietà e ai sequestri. Meno cani abbandonati, dunque, ma non vale lo stesso per i gatti, che continuano a essere lasciati allo sbaraglio. Nel frattempo, i rifugi restano pieni. A volte si prendono delle razze soltanto perché è una moda, sono di moda o sono belle, perché per questioni estetiche, ma magari hanno dei comportamenti e delle caratteristiche che magari non sono adatte alla persona o alla famiglia. Boom di ingressi per i molossoidi, Amstaff, Pitbull e Rottweiler in cima alla lista. Li prendono da cuccioli quando hanno una certa età, se non sanno gestirli possono dare dei problemi e si lasciano e si abbandonano e si rifiutano. Ma nei canili è difficile dar loro una seconda possibilità. Bisogna sapere cosa si sta prendendo, bisogna informarsi, bisogna appoggiarsi alle persone, alle volontarie, ai volontari o agli educatori cinofili per quanto riguarda i cani, che ti danno dei consigli, il cane giusto per te.